Buongiorno a tutti, 12ª edizione di Deltarte. Questa è l'inaugurazione ufficiale del festival. Per l'occasione, come da prassi, siamo nel comune di Loreo, che dalla prima edizione ci ospita, tanto che abbiamo creato una piccola cittadina appunto dedicata alla street art, proprio un borgo sull'arte murale. Abbiamo con noi l'artista protagonista di questo nuovo lavoro, che è Manuela Merlo Human. Buongiorno Manuela e bentornata. Grazie Melania, grazie di avermi invitato anche questa volta, perché insomma è la terza edizione che faccio con Deltarte e quindi sono molto contenta, e questo è il mio murales che ho portato per voi questa volta. Come si intitola e perché hai deciso di farlo e di fare questa raffigurazione? Allora, si intitola Con la testa piena di sogni e rappresenta appunto una donna che ha in testa fiori, farfalle, quindi a voler rappresentare appunto i sogni e la leggerezza che portano nella nostra vita, cioè grazie ai sogni la nostra vita è migliore, è più bella, è più leggera e insomma è come una primavera in fiore. Benissimo, ricordiamo che abbiamo fatto anche il laboratorio con l'istituto comprensivo, con le classi terze. E cosa hanno fatto i ragazzi in questa occasione, Manuela? Sì, ancora lo stanno facendo, mi stanno aiutando a dipingere le farfalle, quindi un po' come sono i sogni appunto dei ragazzi, dei bambini che mi aiutano a dipingere, e quindi è un po' come farli volare via. Tu sei legata poi alle tematiche di ordine civile, infatti abbiamo fatto proprio un murale dedicato alla violenza di genere a Codigoro. E ringraziamo l'amministrazione di Loreo, in particolare il sindaco e l'assessore Forzato, per questa ulteriore opportunità. A presto, ciao! Grazie a tutti, ciao Melania. Ciao!